Federica Ciriani alla proclamazione di Miss Friuli Venezia Giulia ieri sera al Parco delle Rose di Grado è scoppiata in un pianto di gioia. Uno sfogo naturale in una serata che, pur nella sua leggerezza, riserva sempre per le concorrenti momenti di notevole tensione emotiva. Spilimberghese, 20 anni, 1,74 m, bionda, occhi verdi, Federica Ciriani studia economia all'Università Cattolica di Milano. Vorrebbe diventare manager di impresa, ma è evidente che un'affermazione di questo genere, se le relative attitudini si manifesteranno, è in grado di aprire altre e ben diverse porte. La nuova Miss ha ricevuto il testimone da Tina Covassi, la bellezza bruna di Ovaro che lo scorso anno la precedette nella conquista del titolo di Miss Friuli Venezia Giulia e successivamente si piazzò al terzo posto nel concorso nazionale. Con questo viatico anche Federica Ciriani concorrerà alle elezioni di Miss Italia a Salso Maggiore Terme nel mese di settembre. Ieri sera a presentarsi al pubblico e alla giuria sono state le ragazze tra i 17 e i 26 anni che si sono piazzate nelle prime posizioni durante le selezioni iniziate il 23 maggio scorso a Villa Manin in occasione di Sapori Pro Loco. Quasi tutte le ragazze in lizza ambiscono ad una carriera cinematografica o televisiva oppure legata al mondo della moda. Alcune ci riusciranno, altre pur bellissime dovranno rinfoderare le ambizioni ed accontentarsi come tutti di un lavoro.